Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati per un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Anna Maraccini, una cara amica che lavora da tanto tempo come assistente sociale, anche impegnata come volontaria in diversi progetti, mamma di 4 figli, ma soprattutto è una persona solare, sempre col sorriso. Quindi buona visione, buon ascolto e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ti rapisco. No, ti riporto fra un'ora. Metti questo. Cos'è? Cos'è? Un microfono. Ti va bene? Ma mi devi registrare? Sì. Cosa mi No, non ci credo, aspetta. Rilassati, Io sono rilassatissima. Bravo. Certo che arrivare sin qui è un'impresa. Lo capisco, però non è mai venuto. Quindi Non arriva bene, peccato, potevi vederlo però, dopo lo guardo bene. Ciao! Ciao, raccontami tutto. Allora, questa a cui stai partecipando è un episodio di un video podcast. Video? Dov'è? Ciao! Non è in diretta, Okay, però non mi sono neanche pettinata. no, ma frega, sei bella così, sei bella perché sei così. Quindi io sto facendo rec e poi stop, quindi non dire niente che è disconveniente. Mai. Tutto qua. Non voglio fare tagli, non voglio fare montaggi, voglio andare dritto. Quindi un'ora, partiamo da qua. Piuttosto dove si passa ora qua? A sinistra? A sinistra non è, cioè doppio senso. Ma stai scherzando? No, è un borgo. Ho capito. Piccolo borgo. Ma non c'è mai pericolo di incontrare altre macchine? Sì, quando vogliono venirci a trovare. Ma anche fin giù, tutto doppio senso? Sì. Oh mamma, vabbè, non ne ho incontrato Dai, ma nessuno. non eri mai venuto? Ma non sei mai andato nella piazza? Ma sì, nella piazza sì, beh. ma fin qui su no. Vabbè, a parte tutte le montagne russe Ok, dai, raccontami che stiamo tutto. facendo, quindi questo è, dicevo, un video, podcast, video audio, che qui a destra o a sinistra? È Dritto. sempre... Cioè questo è doppio senso. Ok, perfetto. Che ha come fine quello di intervistare e conoscere persone normali, non famose, non necessariamente, che sicuramente hanno una storia da raccontare. E siccome le storie a me piace ascoltarle e farle raccontare dalle persone, questo è un po' il mio obiettivo. Tu hai una storia? Più di una. Sicuramente sì. Cioè se adesso incontro una macchina qui, che devo fare? Il più gentile torna indietro, il più prepotente rimane fermo. Ah, funziona così? Ora dritto, sempre? Sempre. No, vabbbe. Qui sempre a sinistra? Sì. È una follia. Vabbè, non dico nulla. Siamo nel borgo di San Gregorio, è come lo chiamiamo, un paesino, è un borgo meraviglioso, ma un pochettino con le strade strette e si gira meglio in bicicletta, no? Sì, se hai la bicicletta assistita. Elettrica, brava, Altrimenti no. Dritto? Esatto. Ok. Io Adesso pensavo dipende, fosse dove una vuoi lente. andare? No, adesso andiamo verso Burcei, facciamo Sì, bravo. ok, una passeggiata tanto camminiamo piano. E allora la domanda è, mi racconti la tua storia? Così. Così, partiamo dal liceo, dai. Ah, ecco. Partiamo un punto di partenza perché io ti conosco grosso modo. Se vuoi andare verso Burcei devi Sì, a andare sinistra, hai ragione, lisciando a Cagliari, no. Dai, fai un'introduzione tu prima. Io ti ho già fatto l'introduzione, Sì. ho fatto No, però un dammi lancio. l'avvio, se no io non Ok, ci io ho riesco. detto, Ok. Anna, io ti conosco da quando eravamo adolescenti più o Esatto. meno, no? 16 Sì. anni, poi tu hai fatto il Quando classico. ti chiamavano Cece. A me mi chiamavano Cece, ma non lo sa nessuno. Te lo dico Sì. io adesso. Tu mi chiami così ancora? No. No. Tu no. No. Quando eri Cece ti chiamavo Cece. Lo so. Perché tutte le mie compagne di scuola mi chiamano ancora così. davvero? Infatti ieri ho intervistato Carla Magia, te la ricordi? No, forse no. Comunque la mia Capelli compagna di castani scuola lisci. e ha detto 2 o 3 volte Cece, nessuno se ne siamo accorti, lasciato perdere. Però perché eri comunque vicina a me, perché avevi una storia con mio cugino e quindi ti ho Esatto. conosciuto. Però eri al Siotto anche tu, Io liceo sì. classico. Sì, certo. Cosa succede dopo il liceo classico? Io ti perdo di perdi? vista, sì.
Insomma, mi hai perso Cioè, un po' dopo. Ti ho perso un po' dopo. Tu Sì. fai, bugia, tu hai fatto scienze naturali. Esatto. È vero, è vero. Ci siamo dimenticati di Ci quella. siamo dimenticati. Dimenticati, è vero. Mi sono perso quella. Io ti ho presentato come operatrice nel sociale, come assistente sociale, così Sì, sapevo, Sì, con anche attività di volontariato, sì. e poi mamma di 4 figli, punto. E poi ho detto, Esatto. bella persona solare, finito. Grazie. No, perché lo sei, sempre col sorriso, sempre con una bella parola per tutti, quindi poi tocca a te adesso fare il resto, no? Ma sì, Quindi cosa nel senso, fai? se può essere interessante, io ho lavorato come assistente, Hai ero lavorato? iscritta in scienze naturali, Ok. poi però Non hai continuato? non ho continuato, studiavo con una collega bravissima, lei prendeva 30 e io non passavo, si chiamava come me. Lo so. E E lei non, cioè lei, tu non ti pesava questo fatto, no? No, Ah. rendevo merito a lei che riusciva a tirar fuori quello che avevamo studiato, io forse ero bloccata in quel Bloccata, periodo. bloccata. E allora ho fatto un anno in cui sono andata in Barcavela, ho fatto Cioè? un corso di vela, Ma davvero? sì, un corso di taglio e cucito, un corso di taglio e cucito, Ma mi sono corsi di schiarita formazione? l'idea, sì. Ok. Ho fatto un corso regionale di vela per prendere la patente nautica, che poi non è arrivata la patente, però era Non è arrivata? corso, no, un Quei famosi corsi regionali di formazione. Corsi regionali professionali, esatto, un corso su una 12 metri, bellissima esperienza. E non hai preso la patente? La patente nautica alla fine non l'abbiamo presa. Perché? Perché poi alla fine non lo so perché non ci hanno fatto fare l'esame. Non vi hanno fatto fare l'esame? No. No, che follia. No, vabbè, però è stata una bella esperienza. Sì. Poi dopo questa parentesi ho fatto il corso all'università Di scienza? No, veramente non si chiamava. Scienze dell'educazione? No, si chiamava. Adesso mi sfugge. Comunque, servizio sociale. Servizio sociale. Esatto, scuola di servizio sociale. Una cosa del genere. Comunque, insomma, per diventare assistente sociale. Sai che sono sordo? Alzi il volume. Per diventare assistente Assistente sociale sociale. ho lavorato 10 anni come assistente sociale, prevalentemente con i minori. Ma in Sempre case no, nei comunità? comuni. Avevo una Ah. convenzione come libera professionista, ho lavorato nei comuni. Ok. È stata un'esperienza bella, formativa, 10 anni? 10 anni. Ma eri già sposata? Già Sì, mamma? guarda, ho lavorato sicché non ho avuto il secondo figlio. Ok. E poi quando stava arrivando il terzo, insomma, ho pensato, mi interessava di occuparmi Dalla famiglia? dell'educazione dei figli, di seguire i miei figli, perché comunque se no finiva che la parte più attiva della giornata, la parte più Ma interessante. non è che il lavoro che facevi ti ha portato un po' mi ha fatto degli aspetti un po' sì, non esattamente, belli? sì, perché comunque la sofferenza dei minori è sempre data da un vuoto. Da un voto educativo? Da un vuoto educativo, un Vuoto genitoriale. vuoto affettivo, un vuoto. Un vuoto. Punto. È l'idea che la parte più interessante della giornata dei miei figli la colmassero altre persone, perché io mi dovevo dedicare ad altro, un po' mi disturbava. E quindi abbiamo pensato, me con Mario, che anche aver di meno in tasca, ma essere più presenti potesse essere interessante. E così ho fatto la mia scelta. E da 2 figli, da 3 figli, sono arrivati a 4 figli. Senza cercarne neanche uno, No, però sono senza arrivati. cercarli. No. È un bel numero perché... Sì, perché comunque la famiglia numerosa, proveniamo tutte e 2 da una famiglia numerosa e non ci spaventava questo. Poi è un po' atipico rispetto ai periodi che stiamo vivendo di figli unici, massimo Esatto, 2. sì. Voi 4 siete oltre la media, Sì. ma oltre. Però sai cos'è? Che è più facile, paradossalmente, Questo me l'hanno detto altre creare persone. un nucleo familiare più equilibrato quando è formato da più persone piuttosto che da un figlio No, solo. uno non è proprio... Perché diventa difficile dare Dare l'esempio. Sì, non so, ma poi sì, non so pesare le cose.
ti sbilanci sempre da una parte. Esatto. C'è qualcuno che dice educhi uno, educhi tutti. Questa cosa a me va bene o non va bene, comunque lì in questo caso funziona, cioè che tu Ma hai insomma, educato una poi persona. alla fine non educhi tutti. Eh? Educhi uno ed educhi tutti non funziona tanto. No, non funziona, però Perché alla fine cambi. sono tutti diversi. Sono loro diversi, ma anche tu sei diversa, non è che rimani la stessa Certo. persona. Senti, Sarebbe 4 così. figli sono tutti e 4 diversi come carattere, Tutti e 4 diversi. completamente Si o... assomigliano per una matrice, diciamo, la matrice è la stessa, per cui si assomigliano per certe cose che li caratterizzano, però dal punto di vista caratteriale sono tutti sono diversi. per Tutti e vivere. 4 Sì. hanno trovato il loro posto nella vita per Sì, adesso? sì, Anche se tutti qualcuno quanti. è molto giovane, la più Ah, no, piccola quanto- l'ultima lo sta cercando il suo posto nella vita, ma confio troverà. Brava, lo troverà. 22 o 20? 22. 22. Sì. Il più grande? 33. 33. Wow. E gli altri 3 l'hanno già trovato? Francesco è antropologo e fa il regista. Ah, è Ha vero? già fatto quel film. Vabbè, è vero, Michele è io lo so, ma non lo so. architetto e Matteo si è laureato in economia e commercio e lavora per una, non mi ricordo bene come si chiama l'azienda, Per un? un'azienda, Ah, ok. non mi ricordo il nome. Vabbè, fai fai il... E lui è laureato in economia e commercio, quindi segue quel profilo. Non lo sai nemmeno. Sì, esatto. Non ti interessa proprio. No, sì, me lo aveva spiegato, però non entra nelle mie orecchie questo. Non entra nelle tue No, orecchie. Perché comunque è una cosa che è un settore che non ho mai. Lo so, non ti appartiene. Non mi appartiene, quindi l'importante è che lui sia felice, a me va Ma bene ci questo. mancherebbe. Ma sono ancora a casa tutti? Allora, vanno e vengono. Mm. Abbiamo passato anche un periodo da soli con Mario, Wow. è stato bello, però Adesso poi perché siete a adesso- San Gregorio? Giusto una domanda. Perché siamo a San Gregorio, perché ci piace molto. Ah, siete proprio e la casa di Cagliari è piena di figli? E alla casa di Cagliari adesso ci sono i figli, sì. Ah, ok. Vi siete andati voi? Noi siamo qua, però ogni tanto vanno e vengono anche da qua, perché comunque piace anche a loro, ai cani, piace a tutti San Piace a Gregorio. tutti. Sì. Vabbè. Sì, che le giornate sono lunghe, rimarremo. Lo so, Poi troppo. quando arrivano e accorciano le giornate, allora C'è anche un po' di c'è freschetto. buio. C'è buio. e quindi Alle sei 5 è già buio. esatto, e quindi è un peccato perché è bello vivere per vivere insomma in una casa al chiuso, tanto vale No, sono stare in d'accordo, città. sono totalmente Però d'accordo. per ora, poi magari dopo la pensano diversamente. Quindi la tua storia, la tua vita, E poi dopo i figli, cosa è dopo i successo? figli, insomma, l'impegno è stato lungo, perché comunque sono, ecco, se il grande è 33, la più piccola 22, quindi tanti anni da dedicare a loro. Poi le vicissitudini della vita hanno voluto che insomma facessi anche altre esperienze di un cammino insieme a mia sorella che è stata male, insieme anche alla sua famiglia, e anche quello è stato molto. Poi hai per vissuto cui- anche con tua mamma è tantissimi mia anni. mamma, è mia mamma, perché poi sempre diverse necessità mi sono trasferita ad abitare con la mia famiglia a casa di mia madre, che ha vissuto sino a 92 anni, autonoma. Bellina tua mamma, la ricordo una bella Sì. persona. Una persona particolare, speciale. Uguale a te, Sì. identica a te. Ho visto una foto, poi te la faccio vedere da poco. Ma davvero? Sì, ho visto una foto in casa al mare. Ah, Carloforte, Sì. la nostra casa. La vostra Che casa. adesso è quella di Franca. Ovvio, Eh. non di ho altri Andrea. rapporti con nessun altro. Esatto. E c'è la foto appesa dove Ah, cioè siamo tutti quanti, tranne io, perché tranne non te. c'era. No, tu c'eri perché c'è tua mamma. Ah, beh, Ho c'era detto, mia madre, Anna, sì. No, c'ha il sorriso identico, identico. Sì. Poi lì avrà avuto 40 anni, non lo so. Sì. Anche Sono di più meno. grande io lì. Adesso sono più grande io. Sei più grande tu, Sì. ma lì era lei. Infatti, quando ho Sì. detto, no, quest'anno è uno. E niente, quindi ho fatto anche questa bella esperienza, tutto Quanto hai fatto fino alla con- fine dei giorni dei suoi di mia giorni? madre, sì. Bello. Senti, ma hai fatto 10 anni di assistente sociale Sì. con i minori, con i comuni, Esatto. con progetti dei comuni. Questa cosa del volontariato? Spiegami Volontariato un po'. invece io faccio parte, sono socia di un'associazione che si occupa di montagnaterapia per malati psichiatrici. Di Montagnaterapia, montagna terapia. sì,
Ce li portate in montagna? Esatto, Wow. con pazienti psichiatrici che non si chiamano pazienti, ci chiamiamo perché mi ci metto anch'io, anche se non Siamo sono tutti pazienti. paziente psichiatrica, però ci chiamiamo i guarenti. I? Guarenti, perché loro fanno un Guarenti? percorso, esatto, perché non sono pazienti, sono in un percorso di guarigione Bello. loro e anche noi che li accompagniamo. E cosa fate come attività? Guarda, abbiamo appena fatto dei bellissimi giorni a Seul, ti consiglio di guardare il sito, c'è il sito, comunque di leggere, documentarti su Sentieri di Libertà e su Andalas de Amistade. Andalas de Amistade è l'associazione di cui faccio parte. Ok. Sentieri di Libertà è una comunità terapeutica in cammino. Significa che questo. Allora, Andalas nasce proprio dalla esigenza di stare insieme di un gruppo di guarenti. Di guarenti. Sono sordo, ciccia. Di guarenti Mi sto sforzando. e di persone che hanno l'interesse a stare insieme a loro, Ok. che sono... Ma che tipo di che situazione psicologica hanno? patologie serie, molto impegnative, molto Molto impegnative. sì, Ok. molto impegnative. Mm. Quindi durante le camminate, l'aria aperta, tendono a calmarsi anche un po', ad avere un po' di... Beh, tu considera che innanzitutto non sono camminate, il trekking che si fa in Sardegna è serio, nel senso che si va con lo zaino, le tende e si bivacca anche all'aperto. Se è necessario ci appoggiamo nelle strutture tipo camping o quant'altro, ma altrimenti mi blocca a bivaccare lì dove si può. E si sta insieme, si fanno percorsi, ma io non ho le loro capacità. Tu pensa che il primo gruppo che ha fatto nascere poi questa avventura hanno fatto trekking, si sono preparati e sono andati In hanno Nepal. raggiunto. Come hanno fatto a gestire il gruppo? Il gruppo guarisce in montagna, Guarisce? camminando. Il gruppo guarisce. Ma perché guarisce tu devi, non per sempre, per quel pezzo di esperienza? No, allora entri in equilibrio con la patologia perché non sei più una persona che viene esclusa, non sei più uno scarto della società, fai parte di un gruppo, hai un progetto, cammini con loro, ti trovi in difficoltà come si trovano in difficoltà tutti gli esseri umani, ci si dà una mano d'aiuto e quando stai tu nella parte di dover tendere una mano per aiutare un altro lo puoi fare perché nessuno ti teme. In quel momento se mi dai una mano io la prendo se ne ho bisogno Okay. e viceversa, non ci sono ruoli, si va lì a camminare, quindi ognuno dà il meglio. Bello. E sono consapevoli di questo Sono percorso? consapevoli, ma certo Cioè che no, sono stiamo andando a consapevoli. camminare fuori, quindi... No, non solo sono consapevoli, tu considera che quando noi usciamo, a parte che loro ormai sono diventati un punto di riferimento di moltissime altre persone che si sono trovate nella loro condizione e che hanno avuto bisogno di iniziare questo percorso, ma sono autonomi, nel senso che alcuni di loro guidano il furgone, portano, se c'è da mettere il campo, tirare sul campo lo fanno, se c'è da cucinare cucinano, hanno scritto un libro, vanno a fare testimonianza del loro percorso anche nei convegni di, insomma, Quindi è proprio una terapia la riconosciuta. montagna terapia Mai sentita? è fantastico, Mai è sentita? fantastico. Abbiamo fatto Sentieri di Libertà. In un primo Sentiero di Libertà eravamo quasi 400 pazienti, 400? tra pazienti, accompagnatori, psichiatri, infermieri, educatori, avevamo tutti le magliette rosse di Sentieri di Libertà e tu non sapevi chi avevi a fianco. Non sapevi chi avevi a fianco, tu camminavi e non Che lo sapevi, per bello! cui io mi sono approcciata a un paziente convinto che fosse l'infermiere del gruppo e invece magari avevo una modalità di chiacchierare con il medico convinto che fosse il paziente, cioè, non lo sai, capito? Ci sta questa cosa, A volte i medici sono molto peggio dei pazienti. Non lo vabbè. sai, Non ed lo è sai. la meraviglia è questo, poi Non hai un'etichetta. c'è una restituzione perché il cerchio
c'è una restituzione importantissima, dove l'esperienza di chi è più fragile diventa magari per te un punto di partenza per trovare un altro equilibrio. Certo. Questa roba quanto la fai? Guarda, noi eravamo il fine settimana scorso a Seul Quindi ogni settimana vai a fare questo? No, non ogni ogni tanto? settimana. Adesso per esempio è capitato 2 settimane, fine settimana di seguito. Abbiamo fatto un fine settimana a Usassai e abbiamo intitolato la comunità di Usassai ha intitolato un sentiero ad Andalas, e quindi siamo nel murale sia di libertà. Così è successo a Seul, dove abbiamo fatto un A chi? A Basaglia? Sì. Ah. È nel nostro intento di camminare e lasciare un segno dei nostri passi. E poi niente, siamo andati, abbiamo anche tanti altri progetti, abbiamo fatto anche un progetto di arte terapia dove è bellissimo con gli acquarelli, insomma facciamo molte. Bello. Siamo una famiglia ormai, perché Ah. siamo legatissimi. Fra di voi, Sì. vero? È la mia esperienza, che non direi di volontariato, è proprio faccio parte integrante del gruppo. Sì, questa cosa del volontariato è un po' una parola che mi ha sempre creato problemi, nel senso che spesso si pensa, cioè io ho sempre pensato che fare volontariato è, dal mio punto di vista, è un atto di sano egoismo, nel senso che lo fai per te stesso, anche se lo fai come destinazione ad altri, no? Però fare volontariato l'ho sempre visto come una sorta di terapia quasi, cioè faccio del bene, questo bene mi fa bene, poi è ovvio che fa del bene, però secondo me è giusto ammetterlo, io lo faccio perché così, non dico che mi purifico, però comunque faccio del bene. E non è fine a sé, cioè non è un bene, solo un bene per l'altro, è un bene anche per te. Quindi volontariamente mi concedo il mio tempo, la mia persona a un'altra persona, a un gruppo, eccetera. Se tu dici che fai parte di una famiglia, non sei più un volontario, sei No. una famiglia. Esatto. E questa è una cosa bella, perché secondo me forse l'accezione di volontario è un po' legata a questo aspetto. Mi sembra. Sì, no, ma infatti io non mi sento di farlo. No, bello questa cosa, per cui lo fai quando lo puoi fare, quando lo vuoi fare, sai quanto è importante farlo, ma lo fai anche perché è sì. catartico anche per te quasi. Ma come quando stai in famiglia, cioè non è che Lo devi, lo cioè, fai non lo fai perché quando esatto, non che lo lo fai decidi di perché- farlo quasi. Sì, lo fai perché in programma c'è quello. C'è da fare quello e lo Esatto, fai. esatto. C'è da farlo, Sì. bello aspetto, perché non è Sì. un'attività retribuita, non è un'attività quasi obbligatoria, no? È quasi dovere, no, cioè come quando siamo genitori dobbiamo fare i genitori, no? Un dovere, Cioè, no? No, non è un cosa- dovere. Io faccio parte dell'associazione, sono socia proprio, quindi Sì. se si fa, ci si adopera. Ci si adopera. Questo cartello è meraviglioso, perché Esatto, teoricamente perché lì tu è lì, no? vai di fronte a questa finestra, cioè Dove proprio devo la andare? punta di Cagliari è lì. Dove è Cagliari? Lì? Io andrei qua, però veramente Sì, è non lo follia. so perché sembrava No, più ma la dritto, cartellonistica in Sardegna sembrava è più una- sì, andare dritto. andare lì, vero? Ma è una Sì. meraviglia. Io sono convinto che invece è per andare qua, perché conoscendo i bug, i difetti, adesso sto sbagliando, ma è un bel addentrarsi. Non sei mai venuta a Bucce così? Sì, vero? è certo che Ah, sono sì. paradossalmente sono venuta a comprare pesce. Tu dici si pesce compra il pesce. a Burcei? In montagna, per Sì, a me esempio. sembra giusto. Pesce devi comprare a Maracalagonis, L'ho nel fatto, mercato. sì, Lo so, sì, adesso ci vado, ci vai. però è bello fare la scoperta anche a Burcei mangiano Burcei pesce, mangiano quindi pesce, tu ci dici dove mancherebbe. lo comprano il pesce a Ci Burcei? vogliono più carne, più carnivori. Fanno no? ma carne sì, Cioè, formaggio, carne, tutto quello. buono. Però ti chiedi, ma dove vanno a comprare pesce burceresi? Allora sono andata a vedere dove vanno a comprare e l'ho comprata E c'è una anch'io. pescheria? Certo, È buono? sì, buono. Prezzi? Però no, tranquilli, non era granché, Accettabili. soltanto che non è più comodo andare a Maracalagonis, quindi Ci mancherebbe. e niente, quindi Altre faccio cose? qua. Beh, oltre a questo Beh, fai adesso altro? sì, seguo la mia passione adesso, che La è la tua ceramica. La ceramica, no! Sì. E cosa fai con la ceramica? Che Innanzitutto tecniche usi? è tutto. Allora, Tutto. tutto. Adesso devo fare voglio provare il raku,
Il raku? Sì. Complesso, vero? Ma non lo so, non lo... Vabbè, sai come si fa? Sì. Dico, però non è un po' No, complesso. è affascinante. È affascinante. Per adesso è affascinante, poi te lo saprò dire se è complesso. Per ora è molto affascinante l'idea, se non altro è molto affascinante. Ma il forno anche? Cosa fai col forno? C'è il forno? Quasi. Quasi. Vai da qualcuno? Cosa vuol dire Sì, quasi? Vai da sì, per qualcuno? adesso vado da qualcuno, però nei miei sogni c'è quello di Un forno elettrico. Sì, forno elettrico, forno a raku. Il raku si usa, si brucia in qualche maniera. Sì, la cosa È meravigliosa una cosa è che devi bruciarlo un po'. Esatto. La C'ho cosa meravigliosa è quella. una fruttiera a raku che avevamo comprata o regalata dal marito, vabbè, di una persona che non c'è più, che lo fa come, poi te ne parlo dopo. Sì. Particolarissima. Ma meraviglioso. che altre tecniche usi? Anche il tornio? Sì, che Ce l'hai il bello, tornio? Sì, quello Me me lo devi far provare. certo, Cioè, me che l'hanno bello. regalato. Guarda, l'ultimo regalo che mi ha fatto insieme a Mario e i ragazzi mi hanno regalato il tornio. Ma dove lo E usi? lei mi Qua a aveva dato a San Gregorio? Lo voglio vedere. Adesso l'ho portato a casa di un'amica per Ah. vado da Ma lì. quando lo usi mi fai uno squillo. Oh, sto usando. Io vengo dove sei, tu quando certo. vuoi, sono libero. Certo. Mi fiondo, mi fai provare Sì. la sensazione di Ghost, ma non è quella, la sensazione del No, film. è magica perché comunque No, la l'argilla sensazione ha del- una plasticità unica, No, capito? Che ti vabbè, fa, il mio sogno, quello. ti porta via, ti porta via. Ti porta via? Il tempo, ti porta via, sei in meditazione. Figata. C'è No, presente vabbè, quando sei in vedi che non è meditazione? niente per caso. C'è presente quando fai meditazione? No, io non la che- faccio, la vorrei iniziare. Tu la fai? Sì, Da quanto perché- tempo la fai? Ma io ho iniziato tantissimo tempo fa con Franca e Paola. Insieme Ma quale a Leonello. facevi? Non mi fare così perché io seguo, non mi chiedo, non ok, chiedo ok, mai ok. niente. Ok. Io quello che amo seguo, però non No, mi specifico. nel senso, non qual è- chiedo- che non tipo lo di so, meditazione? non lo so perché poi l'ho scoperto dopo che esistono un sacco. Facevo meditazione, ma so come si chiamava. No, io seguivo Leonello che era una persona unica e rara. Ok, è adesso giusto. non c'è più. A me bastava che la facesse lui e io a me. E ti accodavi? Sì, non so che tipo di meditazione Ok, facesse. perché ne esistono vari Però poi E non è che continui a io farla? la faccio tra me e me, non è che seguo un gruppo. Ma si fa Io tra te faccio e te. così, ma per esempio quando lavoro l'argilla io volo via. Che Non vedo bello. più, non sento, mi chiamano e non sento. Quella è una caratteristica che posso citare. Mio cugino e mio fratello, che quando erano piccoli leggevano il Topolino o i fumetti e gli potevi urlare sopra. Oh, E devo non andare c'era. a ca-" Ma tu dovevi prendere l'astratto, cioè proprio per un braccio. Sì, E nessuno ci crede a questa cosa. Non è possibile. No, è è possibile. possibile. Era un completo distaccamento dal mondo terrestre, cioè Esatto. dalla realtà. Erano in un altro mondo, Sì, come dici navighi, E ti prende oppure così? dice, sei sulle nuvole. tu. C'è sulle Sì, nuvole. esatto, sì. A me mi affascina proprio l'idea della E quella è plasticità. bellissima perché Hai fatto vasi, piatti, sì, cosa fai? quando mi accompagni a casa ti Mi faccio fai vedere le cose Sì, che ho sì, fatto. sì. Perché ti dicevo, mia madre, quando ho fatto questo regalo, mi aveva detto devi fare. Allora, mi aveva detto devi fare le tazze per Roberto che ha aperto Savanzada. Cioè, prende Savanzada, il figlio di Andrea, Certo. Savanzada e di Roberto. Sì. Ok, mi avevi Devi detto, fare devi le? fargli le tazze. Le tazze? Le tazze da dare come Aiuto. gadget. Mamma mia. E lei è morta all'improvviso, cioè io ho compiuto gli anni 2 aprile, era Pasqua, mi pare che quell'anno fosse Pasqua, Fosse tipo Pasqua. il 3 o il 4. Insomma, fatto sta che lei è morta 2 giorni dopo. Cavolo. E io avevo fatto in tempo a ringraziarla del regalo che le. E quindi il Natale successivo ho fatto tazze per. Come le hai fatte? Tipo mag Ho fa- oppure Eh? tazze tazze così? Due ne ho fatto così, come dici tu, a tazza, a forma di tazza, l'altra a forma di boccale. Mag, come la chiamano in sì, inglese, ecco, mag. bravo. Ah, le hai fatte Sì. proprio così? Sì, Che figo. Dritte. dritte. Come cavolo hai no, fatto a dritte. farle? Io dritte non lo so se sono dritte. Bellissimo. Però si possono usare, li usiamo. No, vabbè, sono anche maledute cuoce, le hai Certo. smaltate.
No, non li ho smaltati, uso che è Beh. allora, per decorare l'argilla, la ceramica, ci sono diverse modalità. Bisogna Oltre verniciarle smalta, dentro. sì, oppure anziché lo smalto puoi usare l'engobbio, che non è altro che un'argilla, L'engobbio? si chiama così, però è argilla con ossidi che danno colore Con diversi. ossidi, ok. E poi il forno. E poi dopo gli dai la cristallina che impermeabilizza, che che è uno impermeabilizza. smalto, anche la cristallina, va bene, qui non per cui sì, diciamo che le ho smaltate perché le ho messo la cristallina per renderle impermeabili. Ok. Cosa stavo? Quindi ho No, hai fatto le tazze, sì, ho fatto le quindi tazze, ho fatto tante la bellezza del così. tornio. La bellezza del tornio. Poi altrimenti ci sono altre, l'astra, colombino. Colombino la conosco. Colombino è con il sì, che i praticamente- serpentelli che con tu il serpentello e unisci. poi lo Esatto, chiudi. esatto. Ah, bellissimo. E che materiali usi? Solo argilla o anche altre tipologie? Esistono altre No. tipologie oltre all'argilla? Io ho visto quel materiale rosso scuro che usano i giapponesi. Che Argilla. È argilla? Sì, è un tipo di argilla. Ma è nera, è marrone, è bellissima. bellissima È quella. bellissima, guarda, ecco, se uno adesso devo E si andare trova a quella chiedere. per poterla utilizzare? Quella Vabbè, magari si loro. compra online, però è meravigliosa. Però ci sono tanti tipi di argilla anche qui che variano Ma in come hai colore, la cominciato? Come è nata consistenza. questa Allora, vocazione? Mi piace chiamarla, non passione, è un'altra cosa, è vocazione. è nata così che non lo so come che Cioè, l'hai è vista da successo, qualcuno? sì, una mia amica che faceva lavori con l'argilla un giorno mi ha dato un pezzo d'argilla e io lì Sei impazzita? sono impazzita. Bellissimo. E parlavo sempre di questa cosa, quindi a casa Francesco, mio figlio, mi ha regalato un corso da fare online con Domestika, cioè prendevo il sito. Certo, hai un sacco di corsi con Domestika, anche Esatto. con Udemy. E invece io sono una negata, completamente Beh, negata. vabbè, però te a l'ha regalato, fare- l'hai fatto. Ma no, non l'ho fatto poi Ma mai, perché io sono negata, non avevo mai interagito con una persona che stava senza carne e ossa. Non reale. Esatto, per cui mi incuriosiva, però tergiversavo. Allora mi hanno fatto un altro regalo, mi hanno portato In un laboratorio. mi hanno detto adesso tu esci e non sai dove non ti diciamo dove stiamo andando. Mi hanno fatto fare tanti giri in città finché non siamo arrivati in questo laboratorio che si chiama, come si chiama? Non me lo ricordo, tipo Bag Mag. Tipo? È un tè dove fanno il tè, puoi bere tisane e quant'altro e lavorare la ceramica a Cagliari, dov'è? in via Lanusei. Mug si chiama. Mug. Non me lo ricordo come si chiama. Cancella questa parte. Sì, no, non la cancello, rimane. Non faccio pubblicità sana. Non importa, però lo so. Ma Mug, esiste ancora? Esiste, altro che. E infatti loro cuociono anche i pezzi. E l'hai fatto finalmente. E mi hanno portato, sempre i miei figli, mi hanno portato lì. Niente, altra esplosione di magia. Al che mi sono iscritta in un corso e ho fatto pratico. un corso proprio, mi sono dedicata e lì potevo scegliere se utilizzare la tecnica varie tipo l'assa con un vino che o tornio. Hai scelto il tornio. Ho scelto il tornio. Brava, no, ma è tutta la vita tornio. Ma lo volevo costruire, tornio. ma prima o poi lo farò. Ho scelto il tornio e poi ho fatto un altro corso professionale per diventare operatore ceramista. Davvero? Sì, regionale. L'hai fatto? Sì, fatto. Ma lo sai che Quindi- lo stavo facendo anch'io? L'ho iniziato, non l'ho potuto finire. Perché? Cioè l'ho iniziato proprio, ho fatto le prime, un mese nemmeno, 2 settimane, perché poi mi è capitato in concomitanza una docenza per un corso che avevo no. progettato io e non potevo dire potevi di non no, fare. non è che fosse una Peccato. docenza, era tutta la settimana piena. E quindi ho detto ciao al corso di ceramista, ma mi ha Peccato. fatto veramente un nervoso, era la prima volta che riuscivo a concretizzarla. E l'hai questa. toccato però, l'hai fatto. No, ho fatto solo Neanche teoria. c'era no, 2 o vabbè. 3 settimane di teoria, che No. pizza! Quello è un folle. Eh? Quello è un folle. Sì, non ha fatto una bel sorpasso. Per No, dire. invece io ho fatto tutto e quindi adesso Sei operatrice professionale.
Bello. Professionale non lo so, però posso Hai il titolo. lagnare. Puoi insegnare. A me, io sono il tuo primo farti- allievo. ok. Io ti insegno Sì. altre cose, tu mi insegni Esatto, quello, sì. perché lo voglio almeno Sì. provare. Una cavolo di come si dice quando si fa una sessione di tornio? No, Sì. una Boh, sessione. diciamolo. Voglio provare Va bene. a sporcarmi le Ci mani sto. con l'acqua e la ceramica, che meraviglia. E Si usa niente, l'acqua, no? l'acqua pochissima. Se Eh? usi il tornio sì. Tornio, Se no- tutta la vita tornio. Allora acqua, con un bel green splash splash. No, mi vuoi sporcare tutto, non me ne frega nulla. Grembiule, non grembiule. Che E niente, sì, meraviglia. no, sono molto felice perché si sta concretizzando insieme alla mia collega. Brava. E puoi fare una mostra? E infine, Hai mai venduto le tue cose? regalate solo. Non lo sapevo, se dovessi regalare era scontato per te. Venduto mai? Devi vendere un Lo po', la so, me lo dicono soddisfazione. tutte, però ci arriverò anche a quello. No, secondo me non ci arriverai mai, e l'unica soluzione Poi è ho fatto anche dei ciondoli nella mia vita. No, farlo vendere ad altri. Tu devi dire a uno dei tuoi figli, qualcuno ci sarà che ha un po' di spirito imprenditoriale, Sì. commerciale. Tu non ce l'hai, tu sei proprio lontana anni luce da quel mondo, ma anche perché così ti ripaghi le spese, ti compri il materiale, Sì, no, l'attrezzatura. Per far questo, infatti, Mm. sto facendo un progetto con un'altra collega. Che hai conosciuto nel corso? Sì, esatto, in modo tale che entrambe ci sosteniamo, perché siccome ognuna porta avanti il progetto dell'altra e Bello. dobbiamo autofinanziarci, e per finanziarci dobbiamo anche andare oltre i nostri limiti. Ma siete diverse come tecniche o come stili? Sì, siamo Tutto diverse. bello. Siamo diverse, ma lei è più giovane di me. Lei è più giovane di me, innanzitutto. ok. E ci vuole poi un po' sì, è Vai molto d'accordo, brava. ti piace? Mi piace molto, mi piacciono le sue idee, mi piace come spazia, mi piace tutto. Ha punti di forza che io non ho. All'età hai quindi- detto bene. Esatto, e quindi, Già quello è un punto e di quindi forza. e poi è molto intraprendente, È molto? intraprendente. È intraprendente. E questo È l'opposto tuo. esatto. E niente, quindi sono un periodo felice. Eh? È un periodo felice. Ma sono contento, molto molto. Me lo molto. godo. Brava. Perché no? tanto la ruota gira. Adesso Ho capito, ma sono sulla giostra, sono in alto. brava. Allora, questo podcast, video, eccetera, ha un titolo. È un titolo un po' strampalato, mi è venuto e l'ho tenuto, mi è piaciuto così. Si chiama A come puntini puntini. Ah? Come puntini puntini. ok. A come. E io a tutti gli ospiti faccio una domanda verso Ok. la fine. Stiamo per raggiungere l'oretta, manca un Sì. po'. E la domanda è: A come? Non mi dire Anna, Te lo stavo per dire. Guarda, ti blocco sul nascere, perché mi sono arrivati Andrea, Antonio, cioè di tutto, no. A come ancora. Ancora, bello ancora. E mo me lo spieghi per ancora? Ancora avanti, ancora tempo, ancora bellezza, ancora gioia, ancora... Amore. Ah, sì, Ah, come amore ancora. come amore, però ancora, andiamo avanti ancora. Sì. Che Che strana parola ancora. Che strana parola sì, ancora. perché adesso... Cambia l'accento. Se tu dici ancora, ci si ferma. Esatto. E quindi io dico ancora, perché adesso la tentazione è buttare l'ancora. E invece no, è proprio adesso che dobbiamo ancora. Brava, mi piace molto questa cosa, anche perché mi risuona bene rispetto al pensiero che andiamo avanti, a come avanti, a come andiamo. Sì. E quindi noi che siamo di una certa, perché ovviamente anche gli ospiti che ho invitato sono più o meno tutti, non tutti, ma quasi coetanei, a parte per adesso solo 2 giovani, ma ne devo trovare di più. Perché voglio sentire anche il loro parere, le loro storie, anche se sono piccole, perché rispetto all'età Sì. sono più piccole, però hanno il loro perché, hanno il loro, come dire, i loro punti di vista, e soprattutto hanno anche davanti tutto quello che li aspetta, che forse noi abbiamo già fatto, oppure malgrado noi non riusciranno a fare, anche per colpa della nostra generazione. Quindi questo ancora
non è vero che ci siamo fermati, non è vero che ci dobbiamo fermare, non è vero che, No. che non ci sia altro. Anche Beh, quello che sto anche facendo. se, certo, io lo dicevo anche rispetto a quello che è il mondo, Brava. che è sconfortante se lo guardi con gli occhi dello sconforto. Se guardi se invece ti fermi sull'ancora, nel senso che ti dà la responsabilità, ma credendoci che si possa migliorare. Certo. E allora Ma che poi questo progetto che tu hai della ceramica, vabbè, poco ti appartiene dal punto di vista imprenditoriale, non lo sei mai stata, non lo sei perché ti conosco troppo bene, per cui so quanto per te sia difficile anche monetizzare il tuo lavoro, Esatto. cioè per te proprio non esiste, io regalo tutto quello che faccio, sei pura da questo punto di vista, però invece ti serve, bello che hai incontrato una persona, a me piacerebbe moltissimo incontrare un ragazzo, una ragazza giovane nel senso anche della metà della mia età, a cui io posso trasferire tutta l'esperienza che ho fatto, tutta, prenditela e tu dammi tutta l'energia che hai, e te la prendo quell'energia e la mettiamo a frutto di una Certo. cosa comune. Questa cosa mi piace moltissimo ed è forse il prossimo step, perché proprio ieri ho parlato con guarda, ieri è successo questo, lo dico brevemente, faccio un episodio con quell'amica mia che è poi un'ex compagna di scuola e che io vedo costantemente, che ci siamo riuniti in 4 compagni e una volta al mese, da 10 anni andiamo a cena fuori, sì. bello. È bellissimo, bellissimo. Questa cosa è meravigliosa. E comunque vado a casa sua perché dopo l'intervista mi ha offerto un caffè e 5 bicchieri d'acqua perché avevo mangiato speck la mattina, quindi ero assetato. Quindi vado in cucina e arriva il figlio che fa l'architetto, che è architetto, fa l'architetto, ma è anche dentro l'idea di fare il brand designer, quindi un po' il grafico, Sì. insieme a un suo amico. E lui, che sa il mio passato, mi ha fatto una domanda, stavano parlando perché era appena tornato da una presentazione di un logo a un cliente, la prima volta che lo fa, perché lui come architetto presentava progetti e non certo marchi, e quindi era isterico perché di malumore perché il cliente gli aveva rifiutato tutte e 3 le proposte e gli stava proponendo il vecchio logo modificato, una follia. Già quello vecchio era un'oscenità, un disastro, non lo puoi manco chiamare logo, e quindi lui era disperato, mi ha raccontato, dimmi cosa ne pensi. Quindi è nato tutto con molto tatto, perché la mia paura è sempre quella di essere troppo, come dire, quello che ci capita a noi, no? Di buttare addosso tutto il nostro passato, il vissuto, che non viene mai capito, viene vissuto come un'ingerenza anche da parte dei giovani. Insomma, i miei figli in primis non mi sopportano quando parlo del lavoro. E invece lui mi ha ascoltato e poi mi ha detto no, grazie, perché io gli ho detto tutto quello che aveva sbagliato, a mio parere, il perché non è andata a buon fine, leggendo delle situazioni che ne avrò visto 2000 di situazioni così, sempre le stesse. Che c'è un fatto culturale, c'è un fatto di mancanza del bello, del buon gusto, delle conoscenze, una marea di cose che nei clienti la trovavi, no? Quindi lui mi ha ascoltato e quando sono tornato a casa mi arriva un messaggio che la mamma mi ringraziava e che il figlio voleva continuare questa discussione, e gli ho detto no, sarebbe bello se ci legassimo, capito? Certo. Tu vai a fare il tuo lavoro, ti aiuto, ti accompagno anche e magari ti do qualche dritta, perché poi l'esperienza è questa. Mi è venuto in mente anche questo fatto qua, quanto possiamo trasferire l'esperienza, perché gli ho detto alla mamma, io mi sono ricordato alla sua età dell'entusiasmo, della presunzione immatura che avevamo, no? Il fatto che eravamo giovani fa parte di quel momento fa della parte, vita, ci sta. E grazie a Dio che c'è. Esatto, però lo riconoscevo, dicevo, ma io quando avevo la sua età, se un vecchio come me gli andava a raccontare le storie, si rompeva le scatole, diceva, ma questo non capisce niente, i tempi sono cambiati, no? Vero? È andato. E avevo ragione, cioè io allora avevo ragione come lui aveva ragione, quindi quando parlavo avevo paura di dirgli le cose perché mi veniva voglia di buttargliele addosso.
quasi digli, ascolta, vengo con te, vedi come lo vendi tu al logo. Soltanto che succedeva quando eravamo giovani noi è che eravamo tanti. Che cosa? Eravamo tanti i giovani, per cui l'interesse anche rispetto alle nostre idee avevano più consenso. Adesso ci trovi 3 giovani e 40 persone. Siamo troppi, è vero, gli anziani. Troppi. Ci dobbiamo suicidare. Troppi. Ci dobbiamo annientare. No, devono far figli, devono Mamma ringiovanire mia, il guarda, mondo perché devono sennò far figli. è un disastro. È vero, questo è vero. Cioè, è vero. Siamo troppo anziani tutti quanti, cioè il mondo, se non c'è un ricambio diventa tutto stantio. Ma sai cos'è? C'è anche un altro fatto. Quando noi eravamo giovani, davanti a noi le generazioni dei nostri cugini maggiori, zii o genitori, hanno gestito tutto il possibile, chiamiamolo attività imprenditoriali, potere politico, tutto, no? Se lo son preso. Quando è arrivato il nostro turno, tutto è finito, io non mi sono accorto di niente. Cioè, ma quando è il mio turno? Perché sono ancora aggrappati lì. Sono ancora lì, esatto. capito? Cioè, hanno 80 anni, sono ancora lì. Io volevo, cioè a 60 anni avrei voluto, mi sarebbe piaciuto, mo te la spoiler, anche fare il sindaco di Burcei. Te lo giuro. Di Scarafingio. Di Scarafingio. No, avrei voluto fare un'attività politico-pubblica perché mi fa incavolare, come quando vedi i sindaci che non sanno nulla del proprio posto, no? Mi fanno uscire di testa. Certo. Sono andato a parlare, non posso dire con quale sindaco da poco perché mi apparteneva a livello territoriale, e gli avrei voluto dire: ma lei vai in giro a vedere cosa c'è, o meglio cosa manca, e lei esce da casa o dal suo ufficio perché è questo che manca. Non escono, non vanno in giro. No. Poi ti diranno: no, abbiamo troppi impegni, abbiamo quell'impegno lì, quell'impegno là. Senza contare che per poterlo stesso non si dice, incontrare 3 ore di sì, camera, certo. 3 ore. 3 hours. E io non faccio nulla in questo periodo, quindi me lo posso anche permettere. Ma un cittadino che lavora, che ha una famiglia, 3 ore, con tutto il rispetto, aveva i suoi impegni, ma ho detto: se io me ne vado adesso non la becco più. Certo. Capito? Funziona così. Vabbè, piccola parentesi, torniamo al discorso dell'ancora. Quindi hai ancora voglia di fare cose? Molta. Io? Eh. Sì, se no. E questa voglia la trovi nei ragazzi, quanto ce l'hai tu? Allora, è una voglia diversa. Sono per caso disincantati, dispiaciuti, tristi, scoraggiati? Loro hanno, guarda, dal mio punto di vista hanno molta... Non parlare dei tuoi figli? No. Perché? Perché no? Non parlare dei tuoi come non parlano dei miei. Parliamo dei Sì. giovani. Allora, io ti WG. parlo dei giovani che conosco io. Che vedi, che tu che conosco frequenti, io, esatto, amici dei tuoi però io li vedo, a me piacciono tantissimo perché sono molto profondi, hanno molta voglia di fare e nel loro modo, a loro modo, loro sono, come posso dire, molto avanti rispetto a noi, rispetto a come noi li vediamo, perché sono veramente attivi, tra virgolette, però hanno molto timore, ecco, Hanno paura? mentre noi... Che timore? In che senso hanno timore? Nel senso che non vedono non hanno, secondo me, una visione come l'avevamo noi, lungimirante. Progettare per un futuro. No, loro hanno necessità di essere oggi e di essere partecipi nel presente. Per Questo cui non è un bene. È un bene, però la proiezione nel futuro è salvifica, non so, perché ti delinea un percorso. Ora sul futuro ci sono troppe incognite, per cui si stanno sviluppando, secondo me, è una cosa interessante, delle attitudini e delle capacità che hanno urgenza di mettere in pratica, e quindi sviluppano Ansia? ansia ce n'è. Ansia ce n'è tanta in giro. Ce n'è moltissima. Ce n'è moltissima. Ma molto. E tu la senti tanto nei ragazzi? Sì, sento molta preoccupazione, sì. Però che non li lascia fermi.
perché sono proiettati nel concretizzare come possono le loro idee e la loro partecipazione a questo momento. Quello che è una modalità diversa di porsi di fronte alla propria vita, perché noi invece eravamo proiettati sul cosa faremo da grandi, ma poi questo del cosa faremo da grandi, per certi versi era un traguardo che ci spostavano continuamente. Sì, ma era una domanda ricorrente. Devo fare da grande. Ecco, ma quando è da esatto, grande? era una domanda ricorrente, quindi eri sempre alla ricerca di quello che dovrai fare Cosa da facciamo da grandi. grandi? Esatto. Un amico ieri, lo stesso che ho intervistato, mi ha detto: io da grande farlo, c'ha 63 anni, io da grande voglio fare quello. Siamo, non dico morti, però siamo vicini oltre alla pensione, se ci arriverà mai. Esatto, la differenza è questa, che sono già grandi. Loro, anziché cercare il cosa farò da grandi, cercano, si formano per essere nel presente, quindi anche quando fanno l'università, il fatto che ci siano un corso universitario di 3 anni, loro seguono un corso formativo. No, sto sbagliando strada. Stavi andando alla Mizza, vai più avanti. Sono più avanti? C'è il bosco. No, non ci vado nel bosco lì, no. L'ho fatto tutto a piedi questo un giorno. Sì. Ciccia, abbiamo finito quasi. Dai, però sali su. Adesso salgo su, poi ci salutiamo qui perché sì? la manovra è impegnati. Grazie. Ti posso dare un bacio? Certo. Grazie e salutiamo. Ciao.